Marta Novello ha fatto un nuovo passo in avanti. La ragazza, aggredita con 23 fendenti mentre stava correndo lungo via Marignana, Marocco di Mogliano, ha lasciato oggi il reparto di terapia intensiva per essere trasferita in quello di degenza ordinaria, seconda chirurgia. In questo momento lei sta avendo un decorso post-operatorio di una persona della sua età che ha avuto un intervento chirurgico, quindi le sue condizioni sono molto buone, sono molto migliorate. La decisione dopo una riunione d'equipe presieduta dal dottor Stefano Formentini, direttore dell'ospedale trevigiano. Ha reagito bene, dice Formentini, gli esami radiologici effettuati oggi sono buoni, i parametri stabili. Marta è definitivamente fuori pericolo. Rispetto ai primi giorni, insomma, anche il suo umore è decisamente migliorato. Poi in questi giorni ha potuto stare con i suoi genitori, quindi anche questo ha sicuramente favorito, l'ha fatta sicuramente stare bene, ecco. E questo significa anche che nei prossimi giorni Marta potrebbe fornire la sua versione. Che cosa è accaduto veramente quella sera del 22 marzo, una settimana fa esatta? Potrebbe confermare il movente ipotizzato dal capo d'accusa, il tentativo di rapina. L'aggressore della ragazza, il quindicenne, che vive a pochi passi da casa sua, è in carcere. Era stato sentito venerdì scorso. Marta invece sarà sentita dai carabinieri della compagnia di Treviso, coordinati dal maggiore Ermanno Magistris, appena possibile, forse già domani. Questo sarà il PM a deciderlo. Ma ormai la sua prognosi è sciolta, quindi la cosa potrebbe già accadere nei prossimi giorni.